Abbiamo fatto un anno di pausa l'anno scorso e quest'anno abbiamo preso piano piano per riportarlo nei prossimi anni alla luce di una volta. I campi sportivi dove giocheranno le squadre sono Conegliano Veneto e San Vendemiano. Per quanto riguarda le date, il 29 aprile iniziano le eliminatorie, 30 aprile, 1 maggio le finali al stadio Conegliano di Soldan. Sì, è confermato che a livello dilettantistico le squadre importanti tipo Montebelluna, Liventina, Belluno, Feltrese eccetera, e anche le altre partecipanti sono quelle fra le più quotate e per quanto riguarda i professionisti abbiamo scelto una via di mezzo, Udinese, Fiorentina, Mestre, Cittadella e Triestina, e penso che queste siano già abbastanza per il confronto fra le dilettanti. Ecco, per questo torneo è passato anche Federico Bernardeschi. Sì, è vero, abbiamo premiato anche come miglior giocatore, sicuramente anche fra di questi quest'anno ce ne saranno in futuro, magari non si saprà a quale livello, ma sicuramente passeranno da questi tornei. Dobbiamo ringraziare soprattutto le amministrazioni comunali di Conegliano e San Vendemiano e soprattutto dobbiamo anche ringraziare la società calcio Conegliano, la quale ci dà un aiuto dal punto di vista tecnico e soprattutto di passione e di cuore. Cerchiamo di essere presenti, è un territorio che conosciamo e che sforna sempre piccoli campioncini per il domani, quindi attenti con la visionatura come sempre all'estero ma soprattutto nelle nostre zone in Italia. È un torneo che ogni anno lo seguiamo, viene seguito e quest'anno partecipiamo cercando di cercare anche di visionare le altre squadre che partecipano per essere presenti e attenti a tutte le opportunità che ci potrebbero essere. Se non sbaglio giocava con Zico. Sì, io giocavo con Zico tantissimi anni fa, forse lui giocava con me perché io ero qua prima, però sì, era un udinese degli anni '80 con tanti campioni, c'era Zico, c'era Causio, c'era Digno, tantissimi nomi famosi e piano piano l'Udinese in quel momento stava crescendo e adesso è diventata una grande realtà. Beh, un augurio che sia un torneo giocato sulla lealtà, soprattutto la lealtà, perché bisogna insegnare questo soprattutto ai più giovani e che abbia un risalto anche tecnico, perché se c'è un risalto tecnico può crescere anno dopo anno e diventare un torneo importante. Abbiamo bisogno dei giovani che diventano dei calciatori importanti, perché l'Italia ne ha bisogno di questo. Abbiamo lasciato perdere forse troppo i settori giovanili negli anni passati e adesso stiamo pagando dazio, perciò il futuro è con i giovani e speriamo che crescano nel modo giusto. Io stesso vengo da una generazione dove sono nato nei settori giovanili. Io sono stato 3 anni nei ragazzi della Juve a Torino, da 15 a 18 anni, e so cosa vuol dire la formazione e quello che mi ha dato quella società. Bisogna ripartire da lì, non avere tutto subito ma costruire un piano un po' alla volta. Ma io mi auguro che questo torneo, prima di tutto, non chi vince, ma che sforni dei ragazzi interessanti che sia in prospettiva per il futuro. È un piacere come città di Conegliano poter patrocinare la prima edizione del calcio conegliano, organizzata direttamente dal calcio conegliano, del 16° trofeo da Loris, quindi noi crediamo proprio in prima persona questo genere di iniziative. Quindi è un piacere essere qui questa sera con i diversi atleti, con gli organizzatori del trofeo e con tutti coloro che hanno collaborato a questa splendida iniziativa. Per noi avere un trofeo così importante con tante anche altre squadre a livello proprio nazionale è veramente un piacere importante, insomma, ecco.